Mi Era? fermo? Allora, intanto lasciamo la parola a Nicolò Gennaro, poi dopo riprendiamo, grazie. Va bene. Sì, effettivamente più che insomma, l'onere sulle spalle, per me è un onore, come dire, poter lavorare a questo progetto di Padova Capitale Europea del Volontariato, che come proprio l'iniziativa di oggi che contiene la parola generativo legato al tema degli anziani, è stato, confermo, insomma, è un progetto molto generativo per il territorio, per tutta la città, per quello che si sta creando, per quello che ha già creato e ne abbiamo visto bene appunto questi aspetti nel momento in cui la nostra città, come tutto il resto del mondo, è stata investita da questa pandemia, insomma, che ci ha costretto a rivedere radicalmente le nostre priorità e accorgerci anche di molte fragilità che ci sono nella nostra comunità, che tante volte vengono un po' ignorate, invece ora le abbiamo viste in tutta la loro recrudescenza. Quindi sì, Padova Capitale Europea del Volontariato ha iniziato da subito a mettere in piedi dei percorsi e dei progetti che avevano l'ottica generativa, quindi di poter essere in qualche modo stimolo, proposta per lasciare poi nel territorio delle buone pratiche, dei percorsi che fossero poi continuativi e che potessero migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone e implementare la capacità inclusiva delle nostre comunità. E abbiamo inaugurato il 7 di febbraio con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una bellissima giornata, 6.000 volontari da tutta Italia, appunto il nostro Presidente che ha detto delle cose importantissime da quel palco. 15 giorni dopo è arrivato il primo caso confermato di coronavirus proprio nel territorio della nostra provincia insieme ad alcuni altri della provincia bergamasca e da lì è cambiato completamente il mondo. Non è cambiato però l'approccio e i valori che orientano e motivano l'azione del volontariato. E non è cambiato e ha dimostrato ancora tutta la propria vitalità e la propria necessità nei confronti della comunità. Io per parlarvi di questo mi vorrei appoggiare ad alcune immagini e chiedo alla regia di far partire la prima. Eccolo qui, questa è un'immagine insolita per parlare di volontariato, è un bellissimo affresco che c'è nella chiesa di San Polo a Venezia, è un dipinto del Tintoretto, rappresenta l'ultima cena. E perché ve lo faccio vedere? Perché si parla di volontariato già appunto secoli fa, gli stessi valori che orientano il volontariato di oggi erano quelli che muovevano la carità e il volontariato anche a quei tempi. Come vedete è rappresentata l'ultima cena, c'è un personaggio centrale subito sotto Cristo che sta porgendo del pane ad un mendicante. Quel personaggio, stranamente perché insomma ci sorprende scoprire chi sia, è Giuda. Lo riconosciamo perché ha un borsellino con i denari legati alla cintola. Quindi vediamo subito appunto un presentato stranamente nel compiere un'azione caritatevole e questo ci stupisce. E in realtà il pittore, il Tintoretto, ha voluto rappresentarlo proprio per raccontare la differenza che c'è tra una opera caritatevole fatta per, come dire, per promuovere se stessi, fatta in maniera egoistica per cercare di apparire, e un'opera caritatevole invece che ha in sé i valori del volontariato. Come lo fa il Tintoretto? Mettendo in esposizione appunto questo gesto che fa Giuda, ma creando il parallelismo con quell'altro apostolo seduto più o meno a capotavola più a destra di Giuda, dove vediamo che c'è appunto quest'altro apostolo che porge un frutto ad un altro mendicante, questa volta un bambino. Qual è la differenza essenziale tra i due gesti? Che Giuda porge il pane senza guardare il mendicante, è girato dall'altra parte, mentre l'altro apostolo lo sta porgendo guardando negli occhi il destinatario, guardando negli occhi il bambino. E questo è l'elemento essenziale del volontariato e della solidarietà che vuole essere generativa, cioè l'elemento della relazione. E questo nei secoli non cambia, è questa la caratteristica fondamentale, al di là della gratuità, al di là del disinteresse, è proprio la relazione tra le persone. E se cambiamo slide e andiamo all'immagine successiva, arriviamo ai giorni nostri e vediamo, ecco qui, una bellissima immagine di una fotografa, Valentina, che ci ha seguito durante tutto il periodo del lockdown nelle azioni di solidarietà che abbiamo chiamato Per Padova, noi ci siamo.
e fa vedere un'azione della protezione civile che è andata a consegnare delle spese nelle famiglie delle persone, e guardate che meravigliosa immagine con cui questo elemento della relazione esplode in tutta la sua bellezza. Vedete appunto queste persone che nel volontariato non si limitano alla consegna della spesa, non si limitano a dare risposta al bisogno materiale, al bisogno essenziale delle persone, ma anche qui la potenza dello sguardo, la potenza della relazione. Quindi questa capacità, questo valore che il volontariato porta nel creare, costruire relazioni, anche se temporanee, anche se momentanee, e quello è il calore che entra nelle case di persone poi costrette magari a stare in quarantena, essere legate alle proprie quattro mura domestiche dal lockdown. E quello che diceva Fabio Toso prima è ancora più vero: siamo stati distanti, siamo distanti fisicamente, ma siamo uniti nella relazione. Passando all'ultima slide, vi faccio vedere, questo è un tema che anche nel vostro progetto è stato esplorato molto, quindi il legame poi della tecnologia, vedere come la tecnologia ci aiuta il volontariato a mantenere vivi anche questi aspetti valoriali di relazione. La mappa che state vedendo è la geolocalizzazione di tutti i volontari, 1800 persone, che hanno dato la loro disponibilità e hanno detto: per Padova noi ci siamo. L'hanno fatto, hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro energie, hanno permesso la geolocalizzazione delle loro posizioni, in modo tale che per dare risposta ai tanti bisogni di spesa, di generi alimentari, di mascherine, tutto quello che era necessario, veniva fatto triangolando l'informazione con la richiesta che arrivava dal sociale del comune di Padova, e noi come centro servizio volontariato che individuavamo esattamente il volontario più vicino al bisogno, e in questo modo riuscivamo a limitare gli spostamenti da una parte, ma soprattutto, torno a dire, creare relazioni di comunità, creare relazioni tra le persone. E questi volontari hanno conosciuto magari il proprio dirimpettaio, il proprio vicino di casa che aveva dei bisogni, era in una condizione di fragilità, e così sono nate centinaia, centinaia, migliaia di relazioni, non relazioni d'aiuto, relazioni di cura, relazioni di amicizia, relazioni significative. Ed è questo che fa il volontariato, è quello che avete fatto anche voi con questo progetto, è quello che Padova Capitale lascerà come patrimonio alla nostra città. Un patrimonio, un giacimento straordinario di relazioni, di generazione di percorsi, progetti, collaborazioni che poi segneranno il riscatto della nostra comunità nel futuro. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.